Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, ancora insieme alle nostre stelle e tutte le novità di questo 11 maggio. Ariete, voi grazie a Mercurio sorridente e a Giove che entra nel vostro segno, oggi avrete un proficuo scambio di idee con un amico per entrare in sintonia con lui o con lei più in profondità. Si preannuncia poi l'inizio di un periodo piuttosto costruttivo e producente, visto proprio l'arrivo di Giove. Toro, con gli aspetti astrali del vostro cielo, meglio assecondare con disponibilità e buonsenso le trasformazioni che stanno avvenendo ora nella vostra vita. Accoglierete con gioia tutte le proposte, tempo di rinnovamenti infatti, scoperte interessanti e amicizie stimolanti. Gemelli, essendo Giove da oggi alleato, per certo potete concedervi degli sfizi, un regalo per l'amato partner, ma anche per voi, un viaggio ad esempio fuori programma che sognate da tempo, tanto tempo. Marte in più è in quadratura, attenzione quindi a non guidare in modo rischioso, cercate di essere più concentrati e prudenti. Cancro, ci sono dei sospesi che stanno emergendo in tutta la loro problematicità, lo sapete bene, avrete l'opportunità però di affrontarli una volta per tutte e finalmente di liberarvene. Non nascondete alla dolce metà la vostra grande voglia di cambiamenti, di novità e di emozioni, potreste ad esempio affrontarle insieme. Leone, il vostro momento. Giove è finalmente in transito favorevole che unito ai favori di Venere vi permetterà di guardare al futuro con fiducia e di programmare la vostra felicità. Potrete portare avanti quei progetti importanti ad esempio tenuti fino ad ora nel cassetto con l'appoggio della buona sorte. Vergine, non lasciate che certe persone prosciughino le vostre energie perché ne avete bisogno anche voi. Affidatevi a Urano che ce la sta mettendo tutta per farvi scoprire nuovi talenti e qualità creative. Con le stelle odierne nel vostro firmamento il clima sentimentale non sarà così tanto armonioso, attenzione. Bilancia, con Giove in opposizione dall'Ariete si prospetta qualche difficoltà nelle questioni quotidiane e qualche preoccupazione economica, per fortuna facilmente risolvibile alla fine. Accettate un invito da un amico che riesce sempre a risollevarvi il morale con tanti apprezzamenti. Scorpione, a causa di Urano e Saturno ostili, sul lavoro sarete un po' troppo suscettibili e litigiosi. Avete bisogno di avere intorno collaboratori stimolanti e disponibili e al momento non ce ne sono tanti, o almeno non sembra. Grazie a Marte nei pesci approfittate invece di questo bel clima primaverile per fare vita all'aria aperta. Sagittario, con Mercurio in opposizione dite no alle chiacchiere inutili, ma anzi cercate di migliorare la capacità di comunicare, ascoltate chi avete di fronte, puntate all'empatia. Venere e Giove sono in Ariete, l'intesa sarà buona, quindi con chi amate coltivate interesse e amicizie comuni. Capricorno, assumetevi le responsabilità che vi competono senza sbuffare così tanto, vi vediamo La luna di oggi, complice, vi consentirà di gestire al meglio le vostre possibilità. Non vi fate trascinare però da un collega su un'impostazione negativa del modo di pensare, siate semplicemente voi stessi. Acquario, considerando Saturno congiunto, i rapporti con chi vi ha catturato il cuore sono forse un po' freddini, non credete? Avete poco tempo o limitata disponibilità interiore all'amore. Una persona più grande di voi invece vi aiuterà a mettere bene a fuoco le vostre più autentiche aspirazioni. Ascoltatela. E chiudiamo con i pesci. Con Marte nel segno forse tenderete a diventare un po' polemici, a farvi saltare la mosca al naso per un non nulla. Provate ad essere meno suscettibili e più realistici. Riprenderete in mano questioni pratiche che finora non vi avevano entusiasmato e avevate affidato ad altri, ma siete pronti a dare una nuova possibilità. Ed è tutto quindi dalle nostre stelle, noi ci risentiamo domani ancora con tutte le novità insieme all'oroscopo. Una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0